Questa è la prima etichetta del Prosecco, un documento eccezionale, capitato quasi per caso nelle mani di un appassionato, che racconta così quale sia l'importanza storica di una cartina all'apparenza insignificante. Ci dimostra che fin dal 1868 in questa zona un grande personaggio che è stato il conte Gerolamo Balbi Valier, che è stato poi un grande sperimentatore nel mondo dell'agricoltura, aveva messo a dimora delle viti prosecche che avevano una particolare resistenza rispetto ad altri vitigni che venivano comunque coltivati in zona. Se il termine prosecco, abbinato al vino, appare per la prima volta in un pavimento veneziano del 1754, in assoluto questo è il primo documento che dimostra l'imbottigliamento e la distribuzione organizzata di un prodotto oggi famoso in tutto il mondo. Ma dimostra anche come tutto sia partito dalle colline tra Pieve di Soligo e Valdobbiadene, un tempo di proprietà Balbi Valier, dove il prosecco era decisamente diverso dalle bollicine che conosciamo oggi. Era fermo e si prestava all'invecchiamento, infatti io ho le testimonianze qui di un inventario dove si vede che questo inventario del 1889, vero? Se non sbaglio, è scritto 1889, sono presenti bottiglie Prosecco scelto del 1872, quindi 17 anni di invecchiamento. Qui c'è la quantità, c'è tutto. No? Impensabile con il Prosecco di oggi. Impensabile, perché infatti dopo la grande svolta è stata quella del Carpenè che ha fatto sì che il Prosecco diventasse quel grande vino che è oggi conosciuto nel mondo, mettendolo in bottiglia e facendogli fare le bollicine.